Bella raga, ciao a tutti nel commentatore veneziano. Royal Rumble parte 2, la rissa reale. Eccola qua ragazzi, la Royal Rumble match. Purtroppo ragazzi siamo senza audio delle canzoni perché per i copyright non possiamo. E quindi sarà un po' duro a capire le entrate dei lottatori. Purtroppo è così. Ma ragazzi la posta in palo è alta. Chi vince la Royal Rumble match va come nel pay per view di WrestleMania. Nei match precedenti ci sono stati tanti colpi di scena, una nuova cintura. Randy Orton è campione, è World Heavyweight Champion, che è campione del mondo, ha vinto anche il Champion of Champions, quindi il campione dei campioni. Triple H è campione WWE. Il Comendone è riuscito a mantenere il titolo degli Stati Uniti. È tutto abbastanza regolare. Vediamo il primo, vediamo i primi due. Attenzione! Attenzione, questo è Cane, dovrebbe essere Cane che non sento la musica. Ecco Cane. Kane è il numero 1. Vediamo il numero 2. Il numero 2 chi è? Vaffanculo anche l'audio che non posso mettere perché... Dean Ambrogino ragazzi. E inizia la Royal Rumble match. Speriamo di avere un numero alto. Se vogliamo vincere dobbiamo assolutamente avere un numero sopra il 18, 19, ecco. Vai. E inizia la Royal Rumble match. Ambrogino Kane, subito Ambrogino tenta di buttare fuori Kane, attenzione Ambrogino lo butta fuori, incredibile, inizio spaventoso di Royal Rumble, fuori subito Kane, grande Ambrose. 3, 2, 1, il prossimo Jericho. Ho cercato di fare io la canzoncina ma la vedo dura. Ecco Jericho ragazzi, ecco Jericho con Ambrose. Mi ricordo la prima rivalità tra Comendone e Jericho, no, submission, una modalità di sottomissione. Jericho vuole buttare fuori Ambrose, attenzione, una Rumble stranissima ma Ambrose tiene. Ambrogino tiene e ancora Jericho. La Royal è partita in maniera incredibile già con un colpo di scena. Kane fuori subito. Attenzione Jericho rischia, Ambrose vuole fare il miracoli. Ancora Ambrose e Jericho. 4, 3, 2, 1. Il prossimo Brock Lesnar. Mamma mia, qua entra un peso massimo, però sfortunato il numero 4, sarà dura per il Brock. Attenzione, Ambrose scatenato, Ambrogino scatenato, ma Jericho tiene. Ecco il Brock. C'è anche il Brock ragazzi, il numero 4, sarà dura per il Brock andare a WrestleMania nel pay per view. Attenzione Jerichus. Ancora Ambrose. Attenzione ma Lesnar salva Jericho. Scusate ragazzi, un piccolo sbadiglione comendiano. E Jericho fa del male ad Ambrose. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Roman Reigns. Vai. 8, attenzione, qua doppia, sanno che lo devono buttare fuori Ambrose. Sono pericolosi, lo vuole salvare forse. E si salva Ambrogino si è salvato. Attenzione, adesso i due si vogliono buttare fuori, è incredibile ragazzi, incredibile. Intanto il Brock ha fatto una mossa abbastanza dolorosa a Jericone. Ormai siamo entrati nel veramente... Oh, Ambrose fuori. Ormai siamo entrati nel clou di questa Royal Rumble match. Quattro, 3, 2, 1. No, come The Rock
Il campione della gente, entrato con il numero 6, sarà durissima anche per The Rock. E fuori Lesnar! Fuori Lesnar, incredibile, fuori Brock! Incredibile, fuori il Brock. It's incredible. Attenzione, rischia anche The Rock, rischia anche The Rock. The Rock è molto stanco perché ha fatto il match con Triple H. Attenzione, The Rock e Jericho devono buttare fuori. Occhio che forse è fuori, forse è fuori, forse è fuori. E invece no, si salva. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, Ric Flair. Ed è entrato Ric Flair. Altra leggenda, ragazzi, altra leggenda del wrestling. Attenzione, Flair parte bene ma poi contromossa. Attenzione Flair. Attenzione Rick. Jericho rischia, Jericho rischia. Siamo veramente nel clou, siamo nel clou. Ne mancano ancora tantissimi di fenomeni. Chiaramente Triple H e Sheamus e scusate, Randy Orton sono fuori perché sono campioni nelle rispettive federazioni. 2, 1. Rey Mysterio, il numero 8. Attenzione The Rock, rischia con Flair. È venuta la sbadiglio acuto, cazzo, scusate, non neanche sono, scusami. Eccolo là. Fuori The Rock da Ric Flair. The Rock era stanco, ragazzi, dopo il match con Triple H. Rey Mysterio scatenato. Rey Mysterio scatenato. Attenzione, Rey Mysterio vuole buttare fuori Ric Flair, ma Ric Flair si salva. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vediamo chi è il numero 9. CM Punk. Attenzione Jericho, Jericho è fuori Jericho, incredibile. È entrato CM Punk, ragazzi. Punk ha detto che vuole ritornare a breve campione. Il problema di CM Punk è che col numero 9 sarà duro entrare a WrestleMania. E CM Punk distrugge tutti. Grande CM Punk, è stata la grande, eh? Attenzione Rey Mysterio. Rey Mysterio vuole buttare fuori Flair. Attenzione, Ric Flair sta rischiando, Ric Flair sta rischiando. Ma Ric Flair è un volpone, si salva ancora. Attenzione, CM Punk rischia. 3, 2, mettiamoci anche l'1 e vai col 0. Cena! John Cena. Che brutto però senza musica, ora mi dispiace tanto, ragazzi. Ric Flair e CM Punk ne butta fuori un altro. È entrato Yo-Yo John Cena, tanti big entrati presto. Grande John Cena. Attenzione, attenzione. Attenzione, Rey Mysterio scatenato. Rey Mysterio scatenato. Per il momento. Grandissimo Mysterio. Ancora Rey Mysterio, ragazzi. Scatenato Rey. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Undertaker, no, JBL. JBL, ragazzi. Eccolo qua, ragazzi, JBL, John Cena rischia con CM Punk. E CM Punk butta fuori John Cena. Fuori anche John Cena che da un po' che non è ai livelli soliti. Che ha perso la cintura in maniera beffarda con Ryback nel Money in the Bank di Ryback che ne ha veramente approfittato. Ciao ciao Rey Mysterio, ciao ciao. Ciao ciao, forse per Rey Mysterio con due campioni. Eccolo qua.
Grandissimo CM Punk. Uno. Attenzione, Hulk Hogan ha difeso la cintura per tantissime settimane e poi ha perso nella rivalità con Sheamus, ma Hogan vuole tornare protagonista. Certo il numero non è a suo favore, però Hogan è Hogan, ragazzi, quindi CM Punk è quello da più tempo nel ring in questo momento. Attenzione, JBL sbaglia. CM Punk sta facendo veramente cose positive. Attenzione, JBL però si difende bene da Hogan. Per il momento il comandone non entra e questo è un buon risultato. Più tardi entriamo, più possibilità ci sono. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Goldberg, Bill Goldberg al numero 13, un altro bestione. È entrato abbastanza presto. Questo è positivo anche per il comandone. Attenzione Goldberg. Hogan contro Goldberg. Attenzione, Goldberg rischia già. Goldberg rischia. Incredibile, appena entrato. Goldberg rischia tantissimo. Sicuramente la Royal Rumble non è la sua specialità. Attenzione. Grandissimo Bill vuole buttare fuori Hogan, incredibile. 5, 4, 3, 2, 1. CM Punk rischia. Age. Ok ragazzi, dopo queste canzoni comediane andiamo avanti. Vediamo Age cosa combina. CM Punk è quello da più a lungo nel suo ring. Grandissimo Hogan. Goldberg rischia ancora. Goldberg non è entrato bene in questo Royal Rumble, ma Goldberg si salva da JBL. Attenzione CM Punk contro Age. Age sta rischiando tantissimo. Age si salva. JBL è a rischio. Attenzione JBL da Goldberg. Goldberg ce la può fare e infatti ce la fa. Goldberg si gasa. 2, 1. Eddie Guerrero, ragazzi. Guerrero ha perso con il Comenda veneziano ed è qua adesso per la Royal Rumble match. Attenzione, Goldberg rischia. E si salva ancora Bill. CM Punk ancora dentro, il migliore finora. Grande CM Punk, ci sono veramente dei bestioni all'interno del ring. Hogan ancora con CM Punk. Hogan qua però fa una cosa devastante. Comeback di Punk. Age rischia ma si salva. Attenzione. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Christian con il numero 16. CM Punk è distrutto, ragazzi, ma che atleta. Il comandone non entra ancora, manco mal. Goldberg, mamma mia cosa fa Hogan. Ancora Goldberg. Scatenato Bill Goldberg. Qua CM Punk se ne va. CM Punk se ne va. Complimenti ad Age. È stato anche troppo Punk. Attenzione, rischia Age, forse no. Adesso sì, Eddie Guerrero insieme a Christian, forse. Eccoli là, Christian, Age. E Christian e Eddie, ma Age si salva. Tanto che sfida tra Hogan e Goldberg. Grandissimo Hogan, scatenato Bill Goldberg. Ma anche Hogan non scherza.
Attenzione Goldberg qua, rischia tantissimo. Ai ai ai, Goldberg è fuori. Goldberg è fuori al 90%. E anche Christian forse. Sì, forse è fuori Goldberg. E si salva ancora Goldberg. Che fenomeno, ragazzi. Che fenomeno. Adesso no però. Adesso no. Eccolo qua, Hogan. Bye bye. Grandissimo Hogan. Hogan. Daniel Bryan 17. Hogan anche se entrava più tardi era super favorito. Adesso un po' meno chiaramente. Attenzione Edge con Eddie Guerrero. Ed è fuori anche Guerrero. Adesso è Hogan il più vecchio all'interno del... C'è quello che era più tempo sul ring. Daniel Bryan non ce la fa, buttare fuori Edge. Ai 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 Christian. Ai 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 Christian. Edge e Hogan è fuori. Incredibile Hogan. Christian fa il miracolo. Attenzione che Daniel Bryan rischia tantissimo. Occhio Daniel Bryan, mamma mia. Dai, il comandante deve entrare per ultimo, cazzo. Vediamo il prossimo, è successo un po' teso, eh. Dolph Ziggler, numero 18. Attenzione Ziggler contro Bryan. E Christian contro Edge. Attenzione, rischia adesso Edge. Non ci cioè Edge però sicuramente è il più forte dei quattro. C'è meno carne al fuoco rispetto a prima. Tanti big subito. Occhio. Attenzione Edge contro Christian, gli ex amici. Edge può buttare fuori. Cioè scusate, si salva ancora Edge. 5 4 3 2 1. Chris Benoit, il campione. No, ma allora di lui c'è la canzone, almeno quello. Chris Benoit, ragazzi, il campione intercontinentale. E Benoit subito un professionista della Royal Rumble che l'ha vinta in maniera incredibile. Entrando con il numero 1, attenzione. Attenzione Benoit. Benoit ne ha già eliminato uno, ne può eliminare due. Attenzione Benoit, come è partito Chris. Come è partito Chris. Come è partito Chris. Come è partito, dai, contro Edge. Dolph Ziggler, sono fuori. Si salva Edge, mamma mia Edge. Cosa ha fatto Edge? Attenzione, numero 5, numero 3, 2, 1. Vediamo chi è. Attenzione, veneziano con il numero 20. Non è andata male, ma neanche benissimo. Eccolo qua il Cume. Eccolo, è entrato il Cume. È entrato il Cumedone. No, subito il rischio. No, subito però. E il Cume per fortuna si salva. Il Cume con la... Con il... Sì, vabbè, ciao. Con il costume Pro Royal ancora. Niente, il Cumedone è cominciato malissimo. Malissima, orrenda sta Royal Rumble veneziana. Eccolo qua, ragazzi. Questo è il costume pazzo by Royal. Niente, il veneziano è partito malissimo. Sente la tensione forse. Si sa, Kurt Angle. Pa 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 pa. Ta ta. Ta ta. Pa pa. La la. Tan tan. Madonna, veramente il veneziano sente la pressione di questa prima Rumble. Niente, non riesco a fare niente. Non riesco a fare niente, ragazzi. Forse il Cumedone è stanco anche per il match degli Stati Uniti. Non lo so. So solo che stiamo prendendo le bombe.
Undertaker, raga. Oh, finalmente, fioi. Finalmente si sveglia anche il Aia, Kurt Angle vaffanculo. E vaffanculo. No, no, beh, Undertaker no, Vai, 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 buttiamolo. Cerchiamo di buttare fuori Kurt Angle. 8. Vai, vai, vai. Si salva chiaramente Angle. Grandissimo comandone, dai. Stiamo tranquilli, ragazzi, stiamo tranquilli che... Dai, riposiamoci un attimo. Qua non va fuori nessuno, purtroppo. Dai, dai, andiamo pianino, andiamo pianino. Stone Cold, altro fenomeno della Rumble. Proprio in difficoltà, è in difficoltà veneziano, purtroppo. È in grossa difficoltà. Ai ai ai, ancora Dolph Ziggler ce l'ha con me. È invidioso dei miei capelli, forse sono più belli dei suoi. Madonna di Dio, ragazzi, ma qua veramente è un disastro, è arrivato Undertaker. Angle mi salva. Noi stiamo qua tranquilli, fioi, per il momento. Facciamo i codardi. Veneziano codardo. Così mi riposo un attimo. Non trovo che stanno massacrando. È arrivato Kurt Angle. Aia. Undertaker mi salva. Bruttissima Royal Rumble. Ho cominciato veramente, veramente male. Angle vuole buttare fuori Undertaker. Ziggler fuori intanto. Dolph Ziggler fuori. Undertaker si salva. Bravo veneziano. Ok, Sheamus. È entrato Sheamus, anche lui è stanco dopo il match perso con Randy Orton. Il comandone scappa. Grande veneziano su Undertaker. Attenzione veneziano con Stone Cold, ma Stone Cold si libera bene. Veneziano sta tentando l'impossibile. Bravo. Aia. Qua rischia veneziano. Bravo Kume. Dai Kume con Stone Cold. Stone Cold si libera ancora bene. No, mossa fine. Bravissimo Venezia. No, si è salvato. RKO del Kume. Shawn Michaels, un fenomeno qua della Royal. 3 volte l'ha vinta. E il comandone vuole subito buttarlo fuori. Il comandone vuole subito buttarlo fuori. Peccato, per poco però. Mamma mia, per pochissimo. Il comandone ancora su Shawn Michaels. Non ne ha buttato fuori neanche uno il comandone finora, Niente, non ce la fa ancora veneziano. È dura per il veneziano, è dura. Vai, vai che lo buttiamo fuori. Vai che è la nostra prima eliminazione in una Royal Rumble. Dai, un peso massimo come Shawn Michaels. Dai. Oh là. No, Shawn Michaels si salva. È un fenomeno Michaels. Il Kume si salva. Il Kume si salva ancora. E Undertaker butta fuori Shawn Michaels. Gli deve buttare fuori assolutamente Undertaker, che grandissimo veneziano che resiste. Attenzione, il comandone vuole buttare fuori Undertaker. Sarebbe un no, Undertaker ce la fa. C'è sotto il Kurt Angle. Bravo Kume.
Numero 26, siamo verso la fine. Vai. Vai Kume. Vai Kume. Vai Kume. Oh, prima eliminazione per il Kume. Kurt Angle, siamo in 3. Cora sta combinando veneziano, ragazzi. Cora sta combinando veneziano. Possiamo aiutarlo? No, ho fatto la cagata. Ma porca di quella porca. Attenzione, drop kick a vuoto. Bravissimo, bravissimo. Il Kume si carica. E noi stiamo qua tranquilli. Madonna che occasione che abbiamo. Ryback, l'ex campione WWE per sbaglio che ha vinto il Money in the Bank non si sa come. Attenzione, andiamo su Ryback che forse non è il più Bravissimo veneziano, veneziano dopo un inizio difficile. Ryback chiaramente si salva appena entrato. No, no la cagata, no la cagatona. No la cagatona. No, ho sbagliato. Ho sbagliato. Pazzesco. Non ce la faccio. Eccolo qua, il Kumendone è fuori da quel coglione di Ryback. Ma porca. Che schifo. Che schifo Ryback di merda. Numero 28. Where is the big show? Where is the big show? Incredibile Ryback. Vaffanculo Ryback. Attenzione, Big Show, dai, buttiamo fuori quel pippone di Ryback e Rollins, la Chiseo. Ecco Big Show, Sheamus rischia. È entrato Where is. Attenzione, Ryback rischia, ma vaffanculo, con Ryback ho perso, non ho parole. Ryback si salva. Dopo il Money in the Bank vuole vincere anche la Royal Rumble, chi lo sa. Attenzione, rischia tantissimo Sheamus adesso, rischia Sheamus. Attenzione, il penultimo. A questo punto vediamo che di prenderne uno magari. Vediamo. Batista. Dai, prendiamo il 30. Prendiamo l'ultimo, così ci divertiamo anche noi. Ecco Batista, ragazzi. Attenzione, Sheamus qua rischia tutto. Sheamus rischia tutto. Sheamus rischia tutto. Sheamus se ne va. Sheamus se ne va. Ciao, ciao Sheamus. Anche lui stanco. Attenzione, Rollins. Rischia già Batista. Anche Ryback. Dai, Ryback, ti odio. Ciao, ciao, Ryback. No, si salva Ryback. Anche l'animale rischia. Ancora Ryback, ancora Batista si salva. L'ultimo chi è? No, l'uomo che odio. Alberto Del Rio. Vediamo il Bertone Del Rio se vuole vincere la Royal Rumble. E Del Rio parte subito bene. Del Rio vuole tornare protagonista dopo aver perso il titolo con Hogan, mi sembra. Adesso sono un po' rimbambito, non mi ricordo. Attenzione Del Rio. Attenzione Del Rio. Attenzione Del Rio. Solito Fortunello che arriva per ultimo. Del Rio è fuori. Dai. Grandissimo Del Rio appena entrato. Madonna, com'è partito Del Rio, ragazzi. Com'è partito Del Rio. Incredibile, Ryback butta fuori Del Rio. Adesso sfida Ryback, Batista e Big Show. Incredibile Ryback. Incredibile, Ryback buggato, vuole vincere dopo il Money in the Bank anche la Royal Rumble. Big Show salva Batista. Attenzione Batista. Batista rischia ancora.
Battista rischia ancora e fanno il doppio. Attenzione, l'animale è fuori. L'animale è fuori. L'animale è fuori. Invece no. L'animale tiene duro. Attenzione, Ryback butta. Madonna, cosa fa? Un verticale. Un vertical suplex al buon Big Show. Questa è la Royal Rumble, amici. Questa è la Royal Rumble. Eccoli qua, ragazzi, per le WrestleMania. E Battista ammazza Ryback. La cosa è un po' troppo ufficiale per i miei gusti. Dai, fuori dei coglioni Ryback, fuori dei coglioni. Attenzione, Ryback rischia, Ryback fuori. E la sfida finale tra Battista e Big Show, la doppia B. Attenzione Big Show, attenzione Big Show. Big Show butta fuori Battista e Big Show va a WrestleMania per il titolo. Incredibile, where is the Big Show? Big Show vince la Royal Rumble e ha un'occasione incredibile di portare a casa la cintura a WrestleMania. Raga, sta Royal Rumble incredibile. Il Comendone è stato sfortunato ad andare fuori contro quello stronzo di Ryback. Ha fatto una buona prima Royal Rumble di carriera. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.